Ecco l'asfalto color tufo lungo la via passeggiata archeologica a partire dal quartiere ellenistico romano verso valle. In questo tratto il manto stradale cambia dunque colore. L'intervento sperimentale, fanno sapere dall'ANAS, è finalizzato ad una migliore integrazione dell'infrastruttura nell'ambito del sito archeologico. Gli interventi di pavimentazione e realizzazione della segnaletica orizzontale riguardano circa 500 metri di arteria e il rifacimento del look di questo versante del territorio in prossimità delle colonne doriche andrà avanti nelle settimane successive. Dopo l'edizione 2018 del Mandorlo in Fiore, anche la rotatoria Giunone si trasformerà. Nelle aiuole verranno sistemate piante autoctone, verrà installata un'illuminazione a LED e un gigantesco granchio visibile ai turisti dalla Collina dei Templi, logo dell'antica moneta di Acragas, oggi simbolo del Parco Archeologico Valle dei Templi. Ringrazio l'amministratore delegato di ANAS Vittorio Armani, ha scritto in un post su Facebook il sindaco Firetto, per aver accolto la richiesta e mantenuto l'impegno, un segno di sensibile attenzione al patrimonio culturale e ad un sito UNESCO dichiarato di eccezionale valore per l'umanità, conclude il sindaco di Agrigento.